Dai Camillo, spiegaci cosa stai facendo, come fai, il metodo che fai per tagliare questo tronco. Guardami e spiega qua in telecamera. Faccio con i cunei di legno, no? Perché sotto il slapachocks devo abbassare per non spostare, perché potrei farlo con slapachocks. Così dopo lo taglio, lo porto via a pezzi in falegnameria, lo sega a nastro e lo taglio a metà. Ma chi è che ha tagliato la legna così bene? Il pagliaccio. Lei? Ma che guarda, tu hai fatto quelle foto? Bellissimo! Saranno 150 quintali e non posso camminare. Bravissimo, complimenti! E questo è pericoloso perché il mio amico ha tagliato questo dito. E questo aiuta molto. Tutto faccio questo, anche questi, però non ho tempo, non so dove metterli, li lascio così e faccio l'inverno con questi. No? Saranno 120-130 quintali qui. Io c'è tassa, così torno la schiala, mi metti su e provare per canacolino, per i frutti, per i che aspettano male. Ah, buongiorno Franco, ciao, buongiorno. Che tu hai telefonato a Milano? Ma guarda che lo taglia tutto lui a mano questa legna Ho qua. visto Hai che è il fratello che di là roba? che taglia sotto adesso. Ah, quello Lui sta spaccando i pezzi di travi. Aspetti che ci facciamo una bella foto. Ma è Aquila? È Aquila? No, Niche. Se non si fa di tutto, scrivi la campagna dei privati, palo, tealo, dire di lune e dopo portarlo in segheria. In segheria ti chiama stai perché solo, sì, erano esperti che sì, ma non volevi fare le misure del tavolams da 30, da 50, secondo il spessore che commentava in bottega, no? E hai tolto il nero per tutta la chiarglia, no? Per tutta la chiarglia. Che cadelle ha? Il noce. Questo è il tavolo del falegname. Queste sono le piale. Quella con i denti. Che è del grossà. Vedi che curva. E questo sono i pialloni. Questo l'ho fatto a mio zio Tenno. Vedi che gusti, anche la manualità di prenderli, no? Massiccio, sì, oro, foglia oro. Questi sono tre, lì sono, perché è piccolo, no? Se no anche la scena è grande. Il noce può essere, non è cilindrico perfetto come l'abete che è tondo e va su, può essere plus significa più largo di una parte e più stretto dell'altra, può essere sagomato e il noce va tagliato a tutte le misure, basta che sia dritto. Questa cappella è proprietà privata del terreno, si vede prima del 700 l'hanno costruita. Vedi che belli
giri il capitello. E Cristo, che era del 700, l'hanno rubato circa 15 anni fa. E questo viene da Ortisei, comprato per sostituire. I delinquenti avevano rotto la porta, la serratura, adesso ha questo e vede una serratura anche sotto, vedi? Da vecchio, ha rotto tutto i delinquenti. Oggi continua a ridere, c'è mo, non sai perché, no? Quella cavalla storna che portava colui che non ritorna, che lo uccisero il padre di Giovanni Pasqua, la cavalla. Cavalline storna che porta colui che No, che portava Bravo, dillo a te che non ritorna. dillo a te una poesia io di... lo sai solo. Ma se continui a suggerire, allora sei il suggeritore, lui è il gobbo che sei quello che sta dietro. A tocco. Io sapevo macchia da leopardo. in quarto A macchia di roba. che di Dante, come dura il panettone, scendere, salire per le tue scale. No, io Dante non e mi mio padre plastro. mi diceva sempre che Rubai, che là lavorava. No, scende a salire le scale che no. Ma c'è che quel ghibellini, stiamo le mie Non mi taverone. piace tanto il Dante, mi perché là che l'ingaccio è che non mi piace E dopo stile di voce. che Napoleone 5 maggio e fu. Alessandro Manzoni, 5 maggio. Ei fu siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orbe di tanto spiro. Non più percossa e attonita, la terra al nunzio sta, e dopo non lo so più. Ma perché oggi è distratta, oggi ride, sorride, miglior così, perché dopo se... Come al tempo. Ecco. Come si chiama il tuo amico, Cami? Mario. Eh. Mario Chiapolini è cugino di mia moglie. Ah, ecco perché c'ha le battute pronte, Anche lui. Ma ascolta, da quanto tempo è che vi conoscete? Siamo andati alla visita a Treviso a 18 anni, veniva la pioggia, io avevo preso, era moderno, impermeabile servizio, non altro. Ho dovuto prestarlo perché lui è uscito dalla stanza e veniva la pioggia. Ma la visita di che cosa? Militare? Per andare in quale reggimento, se alpini, e io ho scelto aeronautica, no? Questo è il mio fratello Nick, che ha iniziato lui a fare il regista di teatro e si vede che la Giovanna ha imparato lui. Sì. Adesso Nick, tu di che cosa hai fatto a livello di teatro? Noi eravamo messo sulla compagnia, si chiamava Compagnia Teatrale. Sutriere del Teatro Carnico. E siamo andati a Roma, A Bolzano. Bolzano e poi altri paesi qui vicino della Carnia. No, quella volta funzionava, ho fatto il teatro in chiesa in ricorrenza di Sant'Ulderico che era vescovo di Augsburg. Siamo andati poi in Austria, in Germania, a visitare il vescovo dove è stato sepolto il patrono di Sotrio. Sono quelle coccole che ti ho detto io, americane, che hanno dato ai bambini la festa degli alberi e dovevano impiantarla. E se tu rompi il guscio, non si... ecco. Guarda che mani. Ma- Che poi mi sono messo i guanti, Una giovane, ma anche le nostre, se prendi le nostre ti viene le mani scure. Sì, ma quello in primavera. E queste in autunno? Sì, sono le noci americane. Noci negre si chiamano, americane. Ma le avete piantate voi? No, io sono passato un giorno e ho trovato sta roba per terra. E da sola- Uno l'ha trovato, dico chissà cos'è. Lo sono portato a casa. Aperta, visto che c'è una noce. Ai bambini, quando è la festa degli alberi in aprile, qua hanno preso queste
le pianticine e hanno dato ognuno una pianta e le hanno collocate. Chissà dove sono le piante. Do you remember the things we used to say? I feel so nervous when I think of yesterday. How could I let things get to me so bad? How did I let things get to me? Io ho giocato con Sudri nel ballo, mi ero appassionato. Dopo con l'autobus che hanno fatto una squadra anche su. Dopo si è là con la porta al mezzo, dal 50 volte. Dopo si è tornato a Sudri, hai fatto i giocatori, i capitani, sempre. Dopo hai fatto l'allenatore, il dirigente, e fa l'esame, e fatto che l'arbitro. Anche. Eri passato in prima categoria. Tu non hai mai giocato però, no? Sì, ma ho giocato poco. Allora Ho un messo subito. da Rava Street che correva in bicicletta, che era bravo. Baldo. E correva con Sudri, con la squadra, aveva una squadra una volta Sudri. E se non era Baldo? Aveva la bicicletta Legnano e da ciclista. E se era Baldo. Lei lui è dal 35. A 35, insomma. Allora era Baldo. Mi pare di Caregni, di che anni sì, sei. sì, allora era lui. Altri tempi. Pensa che lei alla chiappare, la bici. Sì. Ma sì, sai In che bici da Tumiec, eh. con tunata, taruna man, Vabbè, io su. e lei inizia a vitare Vascaletti. Adesso salutatevi come vecchi amici. Eccoci. Noi siamo amici di Ci portava a fare le gare quando eravamo bambini, Don Marco, non Bale, Zibisca. E là su a Pit, quando eri piccolo in monte c'era. Ecco, siamo qua nella casa di Camillo, questa è la sua bella stube che riscalda in maniera ottimale la sua casuccia, la sua casetta. Hai il bruciatore legna spazzato. Ma io non che legno non mangia, E dopo che sai. Avevamo di là via voi, ma mi piaceva le mani. I nostri migranti da Sudri erano più a piedi scoccare all'estero. E in Germania, quello che lo chiamano Pruk. Hai le parole tedesche? Tedesche, sì, sì. Il pacchetto che sopra la via che non... lo chiama Pruk. Perché ogni roba, mi dice che lei che facevi una volta il chiosso dall'anno, che era del museo, non è che era il posto alle banche, alle favolose. Se mi danno 1 milione che lei odio, io ci ho Noi ne avevamo stati a tagliare alla ponta. con la burra, sì, sì, ma l'Italia si è fatta il mestiere. Sì, roba. Ti aiuto in tarsio, sì. Tanti saluti dalla Carnia, mandi. Allora io ho conosciuto Cornelio Corbellini tramite mio fratello Niche, perché sapevamo che era una pittrice, che il marito aveva la farmacia a Tormezzo e non so come mio fratello diceva sempre di prendere qualche quadro da Cornelia, e fin quando è arrivato in bottega e con mio fratello si sono fatti amici, veniva su ogni settimana, mio fratello la portava in giro per la Carnia, andava a Cavazzo, andava su, lei piaceva più le montagne, andava su a Forni a Voltri, a Rigolato, dappertutto, a Timau. Io di lei posso dire solo, era una persona affabile, però grintosa, sapeva quello che voleva, e quando veniva da noi gli apriva il cuore, perché diceva sempre: se avessi conosciuto prima era la mia ricchezza. Questo era quello che posso dire io di lei, una persona molto gentile, affabile. Quando andavo giù da lei
nel giardino, ci portava il caffè, tutto. Io né che era di casa lì. Secondo me la Corbellini forse è delle uniche persone che hanno saputo interpretare bene l'anima della Carnia, perché i suoi quadri erano ispirati a Stavoli, alle montagne, alle rocce, ai fiori di montagna, che lei li raccoglieva, so che con mio fratello li portava giù a casa e dopo li dipingeva. No, per conto di quello lei è stata forse l'unica persona che avrei conosciuto io, pittrice, che ha valorizzato la Carnia, ma lei non è stata valorizzata abbastanza. Questo è il mio parere. E mi diceva sempre di tenere una matita nella tasca per scrivere giù tutti i proverbi, tutti i detti che erano conosciuti oppure andavano nel dimenticatoio, perché loro volevano rinnovare il pironio, il vocabolario pironio, lingua friulana in italiano. Mi ricordo questo in particolare, perché mi raccontava anche la vita che ha fatto in Spagna, quando insegnava all'Università di Bologna, era un geologo, e dopo, quando era andato al Parlamento la prima volta... Oltre che un ricercatore, un raccoglitore di questa tradizione carnica, è anche vero che è stato un geologo che si è interessato del territorio. In pratica è una figura molto importante per ridare un'identità alla Carnia stessa. Allora, quello che manca adesso alla Carnia è un secondo Gortani, che purtroppo non l'abbiamo. Non possiamo riconoscere una persona che sostituisca Gortani, perché lui era dappertutto, era influente, amava la Carnia, tutti i paesi della Carnia, conveniva con tutti, e in tutti i paesi aveva un bel ricordo, perché se si va al museo si vede pezzi di Sauri, pezzi di Voltois, pezzi di Giviana. Era una persona che si aveva fatto amare, si aveva fatto capire, e adesso, dopo morto, per me personalmente è stato un vuoto come cultura, perché oltre che aver fondato il museo in quel modo lì, era anche un geologo, un grande geologo, che aveva studiato e conosceva tutti i nostri monti, dove quella pietra, le diverse facoltà, anche i fiori. Dobbiamo dire però che lui ha aperto una strada che molte persone, anche al giorno d'oggi, tipo Marco Marra, Domenica Moffetta, il maestro di Lena, lui aveva tracciato una linea, una strada, un'autostrada, gli sono andati dietro, e tutte cose che non vanno perse, perché ha lasciato già un seguito. Anche a me personalmente, anche se sono vecchio, però ha lasciato non solo a me, ma che trasmetto anche alla mia famiglia, ai miei figli, ai miei nipoti. Ecco, questo è il bene che posso dire di Gortani Michele. Io sono un collezionista, appassionato di cartoline, ma cartoline in particolare della Carnia, della nostra zona. Oggi c'è una sintesi di quello che è la comunicazione attraverso la scrittura, attraverso, come dicevamo prima, l'uso del telefonino, il computer, per cui siamo ritornati quasi a un'epoca primitiva in cui si utilizzavano dei geroglifici, dei piccoli segni, come oggi lo smile, il sorrisino, per comunicare tra le persone. Mentre anche i pensieri riflessi in una cartolina erano sicuramente qualcosa che arricchiva in maniera emotiva la comunicazione tra varie persone. Questa è una cartolina dell'Ottocento, scritta magari nel Novecento, ma stampata dell'Ottocento, perché le cartoline dell'Ottocento di dietro si scriveva l'indirizzo delle persone che
dove frequentava, e avanti si scriveva il contenuto che questa persona voleva esprimere a questi amici, parenti, qualcosa via. Questa è Sappada. Questa è un cortile che è meraviglioso, dove andavano le ragazze a imparare a fare mangiare, anche questo dell'Ottocento, vedi? Saluti da Trasaghis. Questa cartolina mostra 2 fotografie del paese dove nel 1920 o 30, non so, mi ricordo bene, hanno ucciso, dicono che ha ucciso o è morto Bottecchia, il ciclista campione, ha vinto 2 tour, ha vinto diverse corse, e allora questa è del 1932, vedi che ha l'indirizzo a destra e si scrive a sinistra, non è come quello dell'Ottocento che si scrive avanti, no? È bella però, una bella fotografia. Ecco, questa è una cartolina meravigliosa. Cosa facevano le donne in carne? Portavano il fieno, questo è del primo Novecento, come fotografia, è meravigliosa, la neve, pesa più quella che porta che lei personalmente, è meravigliosa. Questi sono i covoni, si usa ancora a farli, qua in montagna, e dopo se li va a riprendere in un periodo successivo. È una persona che sta terminando, mettere sul fascione che discende la persona che era sopra. Questa è una cartolina di Cividale, era fatta in bianco e nero perché è dell'800 e dopo pitturata a mano. Il colore, non avevano ancora il colore, le pellicole ancora una volta, allora era un prodotto che mi ha insegnato, mi ha raccontato un fotografo locale che è morto l'anno scorso qua sotto, e diceva che queste erano pitturate tutte a mano, erano cartoline di valore, no? Perché il colore non esisteva, vedi queste fotografie sono tutte in bianco e nero, marrone, un po' qualcuno celestina come queste, però a colori ce n'erano pochissime e costavano un prezzo superiore. Il più di queste è bella la fotografia, ma il contenuto delle poesie che sono scritte sotto, no? Da Carducci a Pascoli a Negri e vari scrittori, no? In quel periodo. Camillo, io ti ringrazio perché incontrare te è sempre un momento di arricchimento e soprattutto un piacere che a qualcuno piace, perché io ne ho raccolte più di 1000 della Carnia e spendere, perché io non avevo possibilità economiche, dovevo fare tutti i modi tutti i miei risparmi di andare a comprare cartoline. Mia moglie mi sgridava, anche i miei figli, però sono contenti adesso che vedono queste belle collezioni, no? A vedere come erano i paesi una volta, come è stato il cambiamento, perché i paesi si conosce la chiesa ma non si conosce più il contorno, perché sono moltiplicate le case, specialmente in certi paesi, o in certi paesi è stata una decadenza, che la gente non c'è più e le case cadono, e come questa, perché l'acume, la capacità di inserire fotografie, mandarle per il mondo con scritte e anche frasi meravigliose, poetiche, è difficile trovare. Ecco, questo dobbiamo dare un plauso anche agli editori che hanno avuto questa possibilità e questa lungimiranza di trascrivere queste cose. Io di più non posso dire, non ho parola. Bravissimo, perché in un semplice e piccolo oggetto è racchiusa l'arte della fotografia, l'arte della filatelia,
l'arte della scrittura e l'arte della poesia. Alle volte vale più il dietro, il francobollo, che la fotografia, però nell'insieme valgono tutte e due, perché se non è una non è neanche l'altra, no. Non può esistere, no? Allora mandi a tutti quanti. Mandi e ringrazio l'operatore che ci ha fatto questa intervista sulle fotografie della Carnia in particolare. Questi noci li ho piantati io e mio papà, ancora negli anni 70. 75 quegli anni lì. Questo era un campo di patate e fagioli che andava fino alla strada e abbiamo messo quello lì solo, unico, perché vengono meglio insieme, no? Però li abbiamo messi proprio appiccicati. Il noce come regola, dicevano i vecchi, ogni 6 metri. Noi andavamo allora a tagliare noci, che si va d'autunno generalmente, e se trovavo noci, anche la noce buona, prendevo una noce, mettevo in tasca e dopo io avevo l'orto lì dove è il laboratorio e mettevo per fare il vivaio. Dopo noi si vedeva la pianticina che in primavera che veniva su, la curavamo e dopo quando erano un po' grandi venivamo a metterle. Ecco, quello è il sistema. Io quando vedo questa pianta, questa bella vegetazione, mi riempie il cuore. Io non so che dirti, perché averle impiantate, a vederle crescere, sono come figli praticamente, che le vedi piccoli e dopo pian piano crescono e vengono più vecchi di te. Io non so che dirti. Questa è la mia considerazione. La natura parla da sola, noi non siamo niente a confronto con la natura, l'uomo è un genio e ha fatto 1000 cose, però arrivare alla natura no, l'uomo non arriva, è impossibile. Like dying in the sun, 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 like dying. Oggi siamo qua in paese, a casa mia, c'è la luna piena di fuori, ti saluto e ti mando i ringraziamenti anche dal lupo. Ciao Camillo. Ciao, e grazie. Mamma, sei soddisfatta? Mandi, figli.